La nostra amicizia è iniziata per caso un po' di anni fa, perché un nostro collega macellaio ce l'ha presentato e abbiamo raccolto dei fondi per lui. È stato amore a prima vista e poco dopo gli ho chiesto, siccome io ho la passione delle maratone, gli ho chiesto se veniva a correre una maratona con me, senza sapere cosa fosse una maratona o come potesse correrla. Ha detto subito sì, e questo è stato amore a prima vista. Una grande amicizia univa Sammy Basso ad Andrea Fontana, imprenditore che si era legato al giovane ricercatore e con cui aveva condiviso tante passioni e l'impegno per la raccolta fondi per l'associazione AIPROSAB, fondata assieme ai genitori Laura Lucchini e Amerigo Basso per portare avanti la ricerca sulla progeria da cui era affetto il biologo Tedarota. Un legame profondissimo tra i due, confermato anche dal grande quadro che rappresenta il sorriso di Sammy Basso, realizzato dal pittore trevigiano Paolo Socal, cui Andrea Fontana è particolarmente affezionato. È stata la mia anima, quindi qualsiasi cosa di bello facessi nella mia vita, oltre a coinvolgere la famiglia, coinvolgevo lui. Lui era la parte intelligente di me, io ero il braccio, lui era la mente, non c'è nient'altro da dire, lui era enorme. Assieme avevano partecipato a tanti eventi, iniziative, concerti. Lui era una persona che sapeva mettere a proprio agio tutte le persone, metteva a proprio agio i bambini, gli adulti, e stava bene con tutti, ed era una persona che sapeva stare in mezzo alla gente con carattere. Era bello andare con lui, perché fare festa con lui era bello. Trovava sempre la parte tecnica di tutto, era molto attento alle persone, alle cose attorno, però era bello vivere con lui certi momenti, sì. E Fontana riporta al nostro microfono quelle che erano le parole di Sammy, perché siano un messaggio per tutte le persone. Vivi la vita al 100%.